Ciao ragazzi, anche oggi tempo orribile, quindi ne approfitto, vi porto con me al Chedraui, che è un centro commerciale qui in Messico, e vi faccio vedere un po' com'è dentro. Ci sono tutte le casse, le cose vintage, che è bellissimo questo, guardate qua. Elettrodomestici, frigo, tutte le cose per la casa, il forno, guardate qua, microonde, ci sono tipo le lavatrici anche, divani, vendono un po' di tutto, vendono dai frigo alle cose per la casa, materassi anche, vendono un po' di tutto. Cose per l'esterno, il giardino, così via. C'è mangiare per i cani, i vestiti, il giardinaggio, cose per i cani, gomme della macchina, tani per la scuola, ancora cose per la scuola, lì quaderni, matite, le cose per i bambini. Cose per la casa, e non siamo neanche a metà. Cattoli per i bambini, bambine, ancora vestiti, cose per l'estate, che qua comunque è estate tutto l'anno, quindi souvenir dal Messico. Questo è il reparto farmacia, vende un po' di tutto, antigrippa, se per l'antifebbre, del stomaco. Poi se chiedete qui al banco praticamente hanno tutto come in farmacia. C'è pure una moto, anche per le signorine, le tinte, tutte le cose belle, belle, belle. Conduttori, non manca veramente nulla, Attrezzatura per la palestra. Ragazzi, la papaya. Biciclette, palloni, questi sono i vari tipi di peperoncino secco, frutta e verdura a non finire. Nopales, il cactus che è trattato, è buonissimo da mangiare. Per gli amanti anche del barbecue, prodotti per la casa, pesce fresco, qua troviamo tutti i prodotti per la colazione, carne freschissima, freschissima proprio. Sapete che cos'è questa? Questa qua è la cotica del maiale fritta. Le uova, le uova, le uova, le uova, le uova. Guardate quanti tipi di caffè che ci sono. Una corsia intera solo per il caffè, e troviamo anche comunque caffè italiani, perché Lilly, Nescafè, guardate quanto tonno, tutto tonno, e quanti tipi di salsa piccante che ci sono.
Tanti tipi di pasta e c'è anche la nostra Barilla. Guardate quanti tipi di maionese diversi che ci sono. Fusilli da 800 grammi in offerta. Bisogno di olio. Qua ce n'è giusto un pochino. C'è anche il dado della Knorr. Olio di oliva e anche l'italiano. Di acqua, qua sono anche così, Praticamente ci sono tutti i prodotti italiani che si possono trovare anche in Italia, quindi quanti tipi di patatine diversi con le salse, popcorn anche da fare al microonde, diversi tipi. Guarda, questa è tutta la birra. Quanti di voi conoscono la Dr. Pepper? Coca-Cola con la vaniglia o con la ciliegia. Qua ci sono tutti i super alcolici, dalla tequila al whisky, al tutto quello che è birra fresca. Ragazzi, c'è pure l'Aperol, Cinzano, Tisaronno, Jägermeister. E chi me lo fa fare tornare in Italia? C'è tutto. Qui troviamo i vini un po' più di qualità qui troviamo tutti i vini un po' più di qualità divisi per paese: America, Francia, Italia, Messico, Spagna, Argentina, Stati Uniti. Anche in frigo troviamo tipo salame, prosciutto, salve, il parmigiano, vabbè, più o meno. In questo reparto ci sono dolci, altri dolci, le donut. Per prendere il pane bisogna prendere questo vassoio, prendere ciò che si desidera e poi andare lì alla cassa. Si può anche mangiare qua volendo, c'è un po' di tutto, si ordina, insalata e così via, e poi ci si mette lì così seduti a mangiare. Sigari cubani di ogni tipo. Io e le mie mega spese importanti poi, Fuori dal supermercato, sempre nel centro, vendono le moto, un negozio di scarpe, McDonald's, cono a 10 pesos, che è meno di 50 centesimi, negozi di bigiotteria. Qua vendono i gratta e vinci praticamente, o biglietti della lotteria. Qua cibo cinese, bellezza, una gioielleria, qua vendono i trucchi. Questo è un salone di bellezza dove fanno sia le unghie per le donne che barba e capelli per gli uomini. Questo è un computer soft, praticamente qui puoi venire per usare il computer, internet e così via. Questo è un centro oculistico dove si può fare sia la visita degli occhi che comprare anche gli occhiali. Finalmente ha smesso di piovere, io ho fatto la mia spesa al Chedraui, io ho portato con me, e quindi alla prossima.